dico c'è un legame proprio fortissimo tra arte e autismo. Proviamo a pensare, quando eravamo piccoli utilizzavamo molto il disegno. Il disegno è fondamentale perché è una trascrizione del pensiero. Nel mondo invece dell'autismo, questa forma espressiva non verbale, cioè la pittura, il segno, il gesto, il colore, diventano codici fondamentali che permettono a noi di metterci in comunicazione con queste persone. Guardate poi in mostra questo che vi sto dicendo. Dall'altro lato il fatto di usare in maniera forte, marcata dei colori, per esempio utilizzare anche materie altre come materie che luccicano, materie diciamo diverse dal colore, monete o altre cose che possono in qualche maniera richiamare e destare la nostra attenzione, è come una proclamazione del loro fatto di esistere, che ci sono. I dipinti esposti in questa mostra sono autoritratti, non sono ritratti, sono gli autoritratti degli autori che li hanno eseguiti. Ci permettono proprio di avere un aggancio, di avere un confronto, uno sguardo, una relazione. Guardando queste opere si passa da una descrizione figurativa eccellente, per esempio ci sono delle immagini di animali tenerissimi, descritti proprio in una maniera quasi perfetta, calligrafica, oppure addirittura immagine di un paesaggio che si è identificato quasi come una fotografia. Passa da una forma, da un'immagine figurativa a immagini in cui riconosciamo una sorta di action painting, una sorta di pollo, di groviglio, di scarabocchio, di confusione, di magma. Però anche questo fa parte di che cosa? Fa parte dell'interiorità. E guardate che io ho utilizzato quei termini e quelle parole che sono tipiche dell'arte del Novecento, che ripercorrono la storia del Novecento, dal figurativo all'informale all'astratto. Quindi ecco, una galleria di autoritratti, di linguaggi non verbali che identificano proprio delle presenze, delle essenze. Ci sono quadri che si riappellano benissimo all'espressione dei faux, a quel colore marcato, aggressivo, violento, che è indice di che cosa? Proprio anche di un bisogno di comunicazione, e quindi questo è fortissimo. Dall'altro lato passiamo appunto a altre esperienze sicuramente molto più gestuali, molto più semplici, meno improntate sul colore.